È la generazione Erasmus dei giovani imprenditori, quella che si è data appuntamento, ritornando in presenza, all'Assemblea Pubblica 2021 dei giovani di Assindustria Veneto Centro. La ripresa è tangibile. A Padova e Treviso l'export è in crescita per un valore di 12,4 miliardi di euro, il 3,5% in più del 2019, anno pre-pandemia. Il mercato del lavoro in recupero. La produzione tra aprile e giugno segna un più 9,9% rispetto al 2019. Sicurezze costellate di incognite come il costo dell'energia o il problema delle materie prime e dell'assunzione di personale formato con un orizzonte certo. Il piano nazionale di resistenza e resilienza, di cui i giovani imprenditori chiedono con forza attraverso la loro nuova presidente Alice Pretto di essere protagonisti. L'Europa ce ne dà l'opportunità e noi vogliamo mettere anche la nostra parola, il nostro impegno, e quindi quest'anno lavoreremo per produrre un documento che presenteremo il prossimo anno e che sarà frutto delle nostre proposte concrete per il territorio. Fa eco il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro. I giovani devono essere parte integrante della squadra di Assindustria Veneto Centro. Il tema di oggi è Agiamo, io aggiungo agiamo coesi insieme. Imprenditori giovani con idee ed energie pronti a portare novità nella loro visione di impresa. Il fenomeno a cui stiamo assistendo è il rientro di figli di imprenditori, stanno ritornando nelle aziende o addirittura rientrano dei giovani dall'estero e aprono nuove realtà, rilevano realtà, quindi non è solo una questione di start-up, ma è una questione anche di rilevare, di mettersi al fianco di imprenditori che non hanno un cambio generazionale, e apprendere nuove competenze e poi ovviamente con quello che si impara da altre culture non può che moltiplicarsi la forza.